Bella raga, ciao a tutti dal Comandone Veneziano, siamo al Gran Premio del Nürburgring GP4 stagione 2004 e Michael Schumacher si becca la pole, secondo Takuma Sato, incredibile, terzo Trulli, quarti noi, male Barrichello, poi via di tutti gli altri con Ralf Schumacher, nono. Non è prevista pioggia per la gara odierna. E go. Vai raga. We're in anti-stall, clutch in and build some revs. Pop, 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 pop. Clutch out, we're green. Brutta partenza di Sato, bruttissima, una delle più brutte forse in natura. Fourth position, you're in fourth position. Guarda. Mamma mia. You've moved up to P3. Tanto Schumi non supera. Button. Questo è un po' incredibile, Beppe. Dai che forse abbiamo una chance. Dai che forse Schumi non è nel suo massimo oggi. Che rischio. Faccio fatica con sta Williams, faccio fatica, raga. La cosa, ahimè, è ufficialissima. Per oggi le Ferrari non sembrano imbattibili. Quindi una mini chance forse c'è. Un po' piccola, per carità, ma c'è. Devo stare a caccia, anche prendere un punto a Schumi e Morale. Nulla è impossibile, raga. Nulla è impossibile. Spingi come spingi, non così tanto. Mamma mia. Second. You've dropped into P3. Mamma mia. P3. Miracolo cubendiano. Che slittata, ragazzi. Okay, good pace. Carry on with the job you're doing. The jobbing. È dura superare Michael, mamma mia, che duello con Michael. Tra i due uomini che hanno vinto più titoli mondiali, 3-3 nell'F1 moderna, nell'F1 cubendiana dal 1900. E mettiamoci anche un belotto. Gara molto bella, comunque siamo tutti qui. Le Ferrari non stanno dominando però, eh? Attenzione. Nulla è perso. Credo che devo guidare, come potete vedere, sempre al limite per poter stare dietro. O comunque vicino a questi fenomeni. Juan Pablo Cume è a caccia di Michael Schumacher. Vai, cacchio. Sento la macchina che scivola ogni curva. Tre decimi di svantaggio sulla Ferrari di Schumi. Non deve Schumi superare Button, devo prima io superare Schumacher, questa è l'unica cosa certa se vogliamo sperare di stare davanti a Schumi. Mamma mia, qua l'ho rischiata ma mi sono avvicinato. Fastest di Montoya. Montoya qualcuno ha fatto una cosa che entrerà di diritto negli annali della Formula 1. Yellow flag. Che mondiale, signori, che mondiale. Da matta, fuori da matta. Crollo da mattiano. Stiamo gettando il cuore oltre l'ostacolo oggi. Ma ne abbiamo oggi? Oggi il Cume sembra averne. Mamma mia. Vicinissimo a Jarno.
Lotta paurosa con Trulli, che è gelosissimo di Veneziano per aver vinto i 3 titoli. Jarno in una crisi senza fine. Non vince mai, non fa mai nulla. Ma guarda quanto ho perso per colpa di Trulli. Incredibile, incredibile, incredibile. La gelosia di Jarno. Fisichella non è così. Faccio fatica, sto usando che tanto le gomme. Yellow flag, intanto yellow flag, yellow flag. No! Mamma mia, qua mi ha colpito Shumi, ragazzi. Qua mi ha colpito Shumi fuori Sato. Ed era messo bene, era quarto. Povero poi sì, povero Takuma. Ma Shumi ha cercato di buttarmi fuori, ragazzi. Devo superare Button. Cioè, scusate, Trulli. Sono andato, scusate. Chiedo venia. Oggi la Renault sembra veramente forte, ma la Renault è in grande crescita. Questo prossimo anno hanno detto ai vertici Renault che vogliono il titolo mondiale con Fernando Alonso. Staremo a vedere. Il Cume è a caccia. Ecco, questa è una curva che prendiamo molto bene rispetto agli altri. Sarebbe bellissimo vincere al Nürburgring. Shumi è sempre vicino. Niente, oggi la Renault si è svegliata. Macchina fenomenale, va bene. Manca ancora tanto, manca ancora troppo. Può succedere ancora di tutto. Ricordiamo 2 anni fa il volo di Montoya qua. Yellow flag, clean, clean. Mamma mia. E se ne stiamo andando da Shumi, ragazzi. Renault e Williams scatenate oggi. No! Fuori Alonso, fuori Alonso. Mamma mia, Trulli sta difendendo con le unghie e con i denti. È troppo geloso di Veneziano. Ma qua me lo ciuccio. E qua me lo sono ciucciato da fenomeno. Vediamo se riusciamo a scappare via. Proviamoci. Non posso permettermi il minimo errore, però, È vicinissimo Trulli, purtroppo. Tensione senza un senso logique, come si suol dire, in un francese abbastanza stretto. Per il momento gara sublime di Juan Pablo Cume. Dopo aver perso il mondiale così l'anno scorso, è stata veramente dura, perché è stato un mondiale forse il migliore del Cume. Però questa comunque vada secondo me una delle migliori gare fatte finora, con una macchina palesemente inferiore. Sto deliziando la platea tedesca. No? Ma ho dovuto mollare completamente l'acceleratore. Che rischi, che rischi. La macchina è troppo scorbutica. Macchina iper scorbutica.
Però me ne sto andando, ragazzi, incredibile. Adesso solo la macchina mi potrà dire o un errore mio. Tensione senza senso al muretto Williams. Vogliono vincere il primo mondiale della nuova era F1. 98, vittoria incredibilmente di David Coulthard. 99, Ed Irvine. 2000, Kuma Shumi. 2001, Kuma Shumi. 2002, Kuma Shumi. 2003, Barrichello. Ce ne stiamo veramente andando, ma manca ancora troppo. Mamma mia, sbandata qua. La macchina ogni tanto va dove cazzo vuole. Ancora, le sto rischiando troppo, ma la macchina sento che non è che è un po' ingovernabile. Solo che però sto ancora guadagnando, quindi nonostante stia soffrendo tanto perché è dura tenerla, è un dominio. Ti prego macchina, tieni duro, sono ancora 3 laps remaining. I classici 3 laps remaining. I trulli tieni su Shumi, se possibile, grazie. Just 3 laps to go now. 3 laps. 3 laps remaining. Che tensione, Beppe. Tensione atrocissima. Scusate se parlo poco, raga, ma sta vittoria sarebbe veramente fondamentale per noi, eh? È veramente fondamentale. Trulli sta recuperando. Faccio fatica, Beppe, faccio molta fatica. 2 laps left. Next time by will be your final lap. Perdo ancora. 2 laps, 2 laps. Due giri alla fine, anche meno. Peccato se penso al ritiro di Monaco. Ma comunque stava andando bene. Guadagna ancora Trulli, attenzione. Siamo in difficoltà adesso. Non manca un giro e mezzo.
Occhio. Ultimo giro, signori. Final lap. This is your final lap. Final lap Up of the of the race. race. 2,7, mamma mia, chiaramente sto andando pianino perché non voglio rischiare, ma mi sta recuperando molto però Trulli in 2 giri, 3 secondi, è tanto. Infatti lo vedo nei specchietti, Jarno. Devo anche gestire la macchina che non è per niente incredibile. Tieni duro, ti prego. Due secondi. Tieni duro, comandino, tieni duro. Non rischio più niente adesso. Ok. 1,6, mamma mia. Finale di gara veramente angoscioso. Ma attenzione. Il Cume torna al successo inaspettato, imprevedibile. Dopo un quarto posto in qualificazione, il Nürburgring è terreno di caccia esclusivo cumendiano. Signori, vai a vincere. Si va a vincere alla grande. Yes! Nice work. That's P1. Race win. Race Well win. done. Well done. Well done. Raga, pole pesantissima con Ralf terzo, Miki al secondo e Trulli quarto e Trulli secondo nel mondiale. Trulli sta facendo una stagione mostruosa. Poi via via tutti gli altri. Porca puttana, è prevista pioggia. Hard, wet addirittura. Vabbè, proviamo così. Come si dice? Lasciamo a lui la scelta. Build some revs. Finisce alle stelle. Ho un'occasione mostruosa con Barrichello dietro e Schumi comunque non secondo per il momento. Perché Schumi la perderà la posizione. Blocco tutti e sarà... Eccolo là, subito. Come Ralf e gol. You're leading the pack. P1. You're leading the pack. P1. Very nice, good, very nice. Però piove, cazzo. Senza pioggia la vittoria assicurata. Mentre così la rischio. Mamma mia, non posso correre troppo. In certi punti devo andare leggermente più piano perché sennò so cazzi. Saranno 10 giri da panico. No panic. Molto bene. Mi sarà dura a commentare a Montreal con i muri a 1 millimetro il muro dei campioni e il diluvio universale. Sarebbe meraviglioso. Schumacher quarto e addirittura Barrichello non lo vedo in top 8. Good job. That was the fastest lap of the race so far. Raga, bisogna sfruttarla sta occasione. Beh, stoppietta Williams godo. Trulli settimo del secondo nel mondiale in questo momento. Ha un solo punto da Michael Schumacher. 42 Michael, 41 Jarno, 40 Barry, 35 Cume Montoya, Juan Pablo Cume. Siamo un po' attardati, ma ci siamo. Dobbiamo fare il miracolo, raga, vincere anche qua. Anche la gara, io in realtà sono favoritissimo qua. È che con la pioggia basta il minimo errore e perdi tutto. In una gara così poi, con il muro vicino.
Non avendo la macchina migliore, ovviamente il rischio c'è. Sta andando dalla parte sbagliata. Ecco una Ferrari. Ha colpito il Garrail. Grande Andrade Adamic, F1 97. Good job. That was the fastest lap of the race so far. C'è tensione, Beppe, c'è ipertensione. Ai box Bruni. Che pioggia, che pioggia. Due secondi di vantaggio, è dominio anche sotto la pioggia qui a Montreal. È dominio, se non cappello io. E se non cede la macchina, è seconda di fila e terza stagionale. Manca ancora troppo però. Good job. That was the fastest lap of the race so far. Stiamo pitturando per il momento. Ma manca troppo, Peppe. C'è una tensione indicibile al muretto Williams. Sanno quanto è fondamentale questa. Schumi è quarto, Barrichello ottavo. Trulli fuori da tutto. Veneziano comunque è un pilota che non molla mai. E il Montoya lo stesso. Quanto vuole Montoya un titolo. Dai Beppe, dai! 2 secondi di vantaggio. Good job. That was Mamma the mia, fastest lap of the race sto so far. veramente migliorando ogni giro. Chiaramente la pista è un po' più asciutta, però piove ancora. Dai che voglio il doppiettone. Ai box Pippo. Oddio, forse con la pioggia, forse vanno nei box loro. Non mi ricordo, cioè... Spero di no per loro, sinceramente. Io me ne fotto. Dai Beppe, dai. Attento. Siamo là, raga, siamo là. Siamo a metà gara.
però sta un po' recuperando Ralph. Scusate per il poco commento, ma vi assicuro che è stressante. Cioè, anche perché inaspettato, eccolo qua il bloccaggio. Non fa bene alle gombe. Però veramente Monreal è una delle mie gare proprio in assoluto. Dai che possiamo prendere punti pesantissimi oggi. Molto bene, dai! 1,8 però in sto frangente ho perso parecchio, 7 decimi quasi. E sappiamo che la mia macchina comincia a dar problemi agli ultimi giri. Eccola. You've E mi dropped down supera into Ralph. P2. Try and take first back. Push for the win. Incredibile, per un errore. Adesso quella pioggia sarà durissima. Lo supero subito, bravo. P1. Bravo Kuma, bravo. Yellow flag, ma non è colpa mia. Non ho fatto niente, Ralph c'è. Ralph c'è. Ho paura. Baumgartner fuori. Che paura, Beppe, che paura. Ecco, hai preso vigore però. Ho troppo bisogno di questa seconda vittoria di fila, terza season stagionale. Just 3 laps to go now. 3 laps. Uno e 2 di vantaggio. Sarebbe la seconda doppietta stagionale. Attenzione qua c'è Baumgartner nel parcheggiato. La pioggia non cede. Schumi è terzo, però Schumi va zona podio, non molla Michael. Non molla Michael. Dai raga, dai. Siamo quasi alla fine. You've dropped down into You're leading the pack. P1. Ralph, iBox. 2 laps left. Next time by will be your final lap. Probabilmente l'ultimo giro non si capisce perché all'ultimo giro. Ecco la pioggia, è così. Devo fare anch'io la sosta, ragazzi. Il prossimo volta che comincio con la pioggia devo fare la sosta. Purtroppo questa è la regola. Ok, tanto comunque insomma. Diciamo che. Oh. Io non la tengo più. Va nei box per un motivo, forse. Non la tengo più. Barrichello terzo, che casino. Va, mica l'ha recuperato su Ralph.
buttata via la doppietta. E Barrichello è vicino, però Schumi più indietro, questo è buono. Tutti ai box, con la pioggia così ricordiamoci, se partiamo con la pioggia comunque andiamo ai box, anche se ero già primo con 2 secondi e mezzo di vantaggio, questo ci tengo a sottolinearlo, ma con la pioggia vanno ai box. Però mi stanno massacrando, è Coulter secondo, ho perso 4 secondi, che di più. Inizia l'ultimo giro. Tutto cambiato con le soste, tutti insieme sono andati. Barrichello incredibile dopo le sfortune degli anni scorsi. This is your final lap of the race. Coulter, sì, tutti i box. Con la pioggia è così. Barrichello ai box, Barry box. Quello che ne ha perso di più che è il cazzone di Ralph. Incredibile. Ralph è una pippa atroce. E adesso Schumi è secondo, che a puttana. Ma vaffanculo, scusate, ma veramente, cioè... Ma come cazzo abbiamo fatto la sosta ai box? Sì, quello che ne ha guadagnato è Michael. Incredibile. Per questo cazzo di regolamento che prendi solo 2 punti in più rispetto al primo. Guadagno pochissimo su Schumi, purtroppo. Vaffanculo che ha fatto il suo sistema di punteggio per andare contro la Ferrari. Ma in realtà la sto subendo io. Se penso che l'altro anno ho perso vincendo il doppio delle gare di Barrichello. Vabbè, è giusto così. Regole anticube. Arriva un'altra vittoria, sono quello che vince di più alla fine, ma non sono primo, è incredibile. È tutto grottesco nella Formula 1 odierna. E intanto il Kuma fa 2 successi consecutivi, terzo stagionale, siamo tornati, per poco non è doppietta, Michael è là, Michael è forte, ma noi ci siamo, yes! Oh yes baby! Nice work, that's... Molto bene. Molto bene. Raga, classifica bellissima, siamo solo a 5 lunghezze da Schumi, poi c'è Barrichello che ha meno 7 della vetta e Trulli a meno 9 della vetta. In questo momento fino a Trulli ce la giochiamo, Ralph sembra indietro. Mondiale bellissimo, l'abbiamo ripreso veramente in maniera incredibile, la costruttori invece dominio Ferrari solito. Abbiamo un record di vittorie, come squadra e come pilota ovviamente. Record che di pole. Su 8 gare, 3 vinte, 3 pole, 5 podi, 2 ritiri. Ma siamo a meno 5. Raga, un saluto dal Comendone veneziano. Ciao!